La disciplina del Kendo, la via della spada, molto profonda, molto antica, deriva dal Kenjutsu, l'arte del samurai, e è molto importante non in quanto all'istituzione che vedete questa sera, ma in quanto che forma molto profondamente il carattere di una persona, lo aiuta a perfezionare, e diciamo che la spada è un mezzo per perfezionarsi. Noi usiamo due tipi di spade. La prima, come avete già sentito, è lo Shinai. Shinai, 4 stecche di bambù unite assieme, molto flessibili, e diciamo che è un riferimento sempre al Bokuto, che deriva dalla katana. Katana molto affilata, samurai tagliava. Diciamo che le due spade si assomigliano non in quanto per la lunghezza, logicamente Shinai è molto più lunga, ma il Bokuto ha la stessa funzione dello Shinai, perché per noi questa è sempre una spada. Molta gente pensa che sia un bastone, ma invece per Kendoka è sempre una spada. Noi colpiamo solo la parte finale, si chiama Monouchi, che sarebbe proprio la parte finale del taglio. Purtroppo noi abbiamo questo tipo di pavimentazione che non è idonea al nostro tipo di esercizio. Noi avremmo preferito un legno o un parquet, quindi abbiamo solamente un'armatura che poi alla fine vi faremo vedere come normalmente noi combattiamo, e diciamo la parte principale la usiamo solamente per spiegare i colpi e i movimenti che noi facciamo. Poi, se possibile, possiamo anche far vedere i colpi realmente su un'armatura. Grazie. Voi ok, allora adesso ci dividiamo in due gruppi, due coppie, prego, e faremo vedere i colpi come vanno eseguiti. Naturalmente faremo non abbiamo lo spazio, quindi siamo un po' in difficoltà. Noi normalmente attacchiamo in direzione centrale. Il colpo è non solo fine a se stesso in questa maniera, ma serve oltre, quindi quando colpiamo pensiamo oltre colpire. Abbiamo tre tipi, diciamo, base di attacchi. Il main, abbiamo il kote, abbiamo il do. Ok, ragazzi, prego. Questa parte fa tutti un passo indietro che deve stare. Di passare adesso. Vai. Sì!
Daniele? No, Daniele. Dale poi indietro, non si sa. Io chiederei un piccolo applauso per uno sport del genere, adattarsi agli spazi ristretti non è facile, tutt'al più sul palcoscenico davanti a tante persone, e questo non è poco. Ci crea dei problemi. Adesso Daniele indosserà il bogo, l'armatura, e realmente useremo lo shinai, quello che noi normalmente usiamo con l'armatura. Solamente abbiamo potuto vedere con la spada quale sarebbe stato ad esempio il taglio, perché anche se abbiamo la spada circolare, come vedete circolare, l'azione è sempre diretta a colpire per tagliare, sempre. Adesso possiamo usare il shinai, anche qui c'è un rituale per mettere su il bogo, per indossarlo, per lui, men, kote. Normalmente tutti usiamo l'armatura a un certo momento e possiamo realmente colpire senza problemi, visto che abbiamo una protezione. Non ci si fa nulla, non si fa male, non prendete paura, è solamente il PI molto forte che abbiamo noi e forse la facilità in cui noi possiamo colpire, a differenza di altre discipline che magari ci sono questa paura di farsi male. Noi non abbiamo. Cerchiamo ormai che andiamo avanti. Anche perché sono stati su altro fare. Allora, come vedete, facciamo vedere un attimo, questa è l'armatura di Kendo, che i men protegge i colpi che avete visto, i kote proteggono ugualmente il colpo al polso, testa, polso e addome, diciamo. Do, lo stesso nome che noi dichiariamo, è proprio il nome esattamente l'obiettivo. Men è il men, kote è il kote e il do è il do. Quindi è molto semplice, dove voglio colpire il men, kote, kote. Con questa maniera noi siamo molto coperti, non c'è assolutamente pericolo di farsi male. Ok? Venite qua, così facciamo. Sì, lui ormai è solo lui che la fa. Allora, la distanza per noi è importante, ma è molto importante. Io sono questo
mai, è molto importante. Qualora mi avvicinassi troppo, la sua opportunità sarebbe superiore alla mia. E devo sempre tenere una distanza di sicurezza. Posizione di guardia, sposta spada, entro nel suo arancio. Ora me. L'idea non è di colpire solamente, ma di sorpassare, andare oltre, perché oltre c'è l'obiettivo, tra virgolette. Non mi accanisco qua. Questo è un colpo per andare oltre, altrimenti tutti i colpi sarebbero in questa maniera e mi accanerei solamente su questo. Colpo di spada è come una frusta, non c'è forza fisica, solamente il movimento del polso. Quindi, guarda, ok, questo. Subito, vai. Ok, saluto. Pescado. Ok, attenzione, allora, il prossimo esercizio sarà Kote. Come avete visto il primo era a me per tagliare la lama, questa è l'intenzione. Kote avendo meno spazio per caricare l'azione, visto che è molto più vicino, la sensazione sarà questa. Molto rilassato, è l'ultimo istante, taglio. La cosa che era molto importante, come avete visto anche noi, come tutte le altre discipline, prima c'è molto rispetto per l'avversario, c'è il saluto, e penso che al di là di tutte le altre discipline, Kendo, se il mio compagno mi colpisce e l'arbitro non dovesse vedere, io do rispetto al compagno che l'ha colpito, quindi ammetto di essere stato colpito, anche se non si è visto. Quindi c'è il massimo rispetto per l'avversario e ci aiuterà anche nella vita forse il rispetto per gli altri. Potete. È praticamente uguale per tagliare do partiremo con Kunai, ma è come tagliassimo con katana, quindi dovremmo tagliare una persona a metà, quindi questo non ha niente di differente da questo. L'importante è riuscire a tagliare continuando, non fermandosi all'azione.
Grazie. Noi per quanto tecniche ne avremo delle altre, però non ci dilunghiamo in questa sequenza. Adesso faremo vedere 3 kata di kendo con Bokuto, poi vi spiegheremo un attimo la sequenza. Sì, lascia stare. Faremo solo il primo guardando e poi ok, questo lo sta bene. Allora, come avete visto abbiamo eseguito il primo kata, il Pomè. Una parte, sì, abbiamo 2 figure ben distinte, Uchidachi e Shidachi. Uchidachi in teoria è sempre colui il quale è molto più alto in grado, colui che dà, offre qualcosa all'avversario, che poi non è il nostro avversario, ma è il nostro allievo o meno graduato di noi. L'intenzione è di portare con la guardia alta un'azione di taglio, tagliare il polso e tagliare la testa fino a giù. È sempre teorica, è molto idee così. Naturalmente lui, essendo più giovane, è molto più sveglio di noi, anche se noi diamo molto, e riesce sempre a spostarsi. Vedete, io sempre concentrato però, sempre controllato, ricevo il colpo. In questo caso non è che ho perso, io ho dato, lui sta dando qualcosa da me. Sento la sua energia, chi mi trasmette qualcosa, allora gli do un aiuto indietreggiando. Lui mi fa vedere realmente con questa energia verso di me che ha capito la lezione, che è più forte solamente in questo caso. Ok? Io percepisco, alzo sulla spalla, gli do l'input di arretrare, ok? E qui abbiamo imparato tutti e due qualcosa. Io ho dato e lui ha ricevuto e viceversa. Potrei farlo io a Shidachi, lui a Shidachi, cambia nulla. Okay. Qui controlliamo sempre la versione. Ok, adesso allora vi farò vedere primo, secondo e quarto kata che andrò a fare. Sì, fate il soffio e dopo fino alla fine, prima solamente uccidarci questa parte. Calma. Agita.
Ja! To! Ja! To! Qualcuno avesse intenzione di, non dico di provare a colpire, ma tenere la scinare, il bocotò o sentire un po' la sensibilità dell'armatura, siamo qui a vostra disposizione. Noi abbiamo molto interesse a divulgare il kendo, che è un po' troppo dimenticato e pensato in una maniera differente. Abbiamo un po' di tempo, abbiamo finito. Chi volesse? Ok. Nessuno? Giacomo? Fate vedere anche una di voi come può. Sto liberando di questa le tasche. Allora guarda, lo scinare, la mano sinistra. È un po' diverso, però diciamo che questi sono come si tiene, guardate. Sia con la titina, non so così. Allora la posizione è state colato e poi appoggiato la sinistra per ovviamente noi abbiamo l'idea di avere una
ed Edoardo Viroli sono intimati a salire sul palco. Io faccio un mix. Se volete provare però veloce perché si dicono che abbiamo poco tempo. Carica. Ok. Non ho paura. Sì, fai con la seconda. Seconda avanti. Sempre detto. Vai. Ecco. Ok. Facciamo il saluto? No. Chi volesse intraprendere l'arte del kendo, noi siamo a Mestre, via Cappuccina, via Dante, Mizuta Kendo Club, martedì, giovedì e venerdì. Abbiamo anche un sito web, quindi se volete avere informazioni maggiori potete. Grazie. Grazie.